Buongiorno, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati ieri sera, intorno all'1:30, avevamo dato le proiezioni, quindi c'era ormai il voto delle europee, la geografia del voto europeo abbastanza chiare, confermate poi anche se non erano dati ufficiali. L'Italia contribuirà al governo del Parlamento europeo portando in massa deputati della Lega, deputati del Movimento 5 Stelle, un po' di meno, molti di meno, deputati del Partito Democratico, insomma la geografia è sostanzialmente cambiata perché la Lega è il primo partito in Italia, 33,4%, il secondo partito, il Partito Democratico, quindi Zingaretti si era detto alla vigilia felice se avesse raggiunto il 20% e al 23% e qualcosa, insomma, può essere più che soddisfatto. Chi è andato male, anzi ha avuto questo crollo, è il Movimento 5 Stelle che è rimasto al 18%. Forza Italia si aspettava qualcosa in più. Alla vigilia Berlusconi aveva puntato ad andare oltre il 10%, mi pare che alla fine sia 8,9%. Cresce il partito della Meloni, Fratelli d'Italia, e questa geografia, diciamo, in alcune aree, per esempio nel Veneto, la Lega è al 50%. Un risultato clamoroso. Chi si aspettava che la politica di Salvini avesse in qualche modo avuto delle ripercussioni legate all'area del nord che non condivideva, non sposava il progetto politico di Salvini, che negli ultimi tempi aveva spostato l'attenzione, è rimasto, come dire, deluso, perché in realtà il voto della Lega è stato un voto massiccio. C'è un dato che riguarda la Lega, cioè che non conquista le maggiori città. A Milano non è il primo partito, Roma non è il primo partito, a Bologna non è il primo partito, a Genova non è il primo partito, insomma qualcosa nei grandi centri urbani è venuto meno alla Lega. Un'Italia che ha una chiara ormai conformazione politica, c'è un centro-nord completamente votato alle dinamiche politiche di Matteo Salvini, un centro-sud invece ad appannaggio del Movimento 5 Stelle. E stamattina questa fotografia, questa istantanea del voto è stata restituita dai quotidiani. Sapete, i quotidiani hanno chiuso, sono andati in macchina intorno a mezzanotte, mezzanotte e mezza, l'una al massimo, quindi diciamo siamo ancora, hanno puntato tutto su quello che erano le proiezioni, con i pochi dati reali che c'erano. Però la fotografia c'è e noi la vediamo subito. Francesco al touchscreen adesso ci fa vedere le prime pagine e poi facciamo un giro perché abbiamo i nostri inviati già, anzi facciamo così, Francesco, ti fermi un attimo perché abbiamo i nostri inviati, così diamo ai nostri telespettatori già come dire, anticipazione su quello che vedremo oggi, perché seguiremo passo dopo passo, attimo dopo attimo, le amministrative. Si vota in 135 comuni in Calabria, rinnovano i propri consigli comunali, ci saranno 135 nuovi sindaci e noi vi racconteremo come funziona, cosa avverrà dalle 14 in poi, dal momento in cui inizieranno ad esserci le operazioni di spoglio. Abbiamo puntato su alcune città che meritano l'attenzione degli osservatori politici, ma anche di tutti i cittadini, perché sono interessati. Del resto la politica governa le nostre vite, disegna i nostri quotidiani, dispiega le energie regalando a volte momenti di crescita, a volte momenti non di crescita, aspettative rispettate, deluse, insomma, e quindi abbiamo puntato su città importanti. Abbiamo collegamento con Vibo Valentia, dove vedo Maurizio Bonanno. Maurizio, splendida giornata di sole, ti aspetta un lungo pomeriggio ad inseguimento del voto amministrativo a Vibo. Che aria si respira? Non riusciamo ad avere l'audio, chiedo al regista se cortesemente possiamo
Maurizio, un attimo solo perché non riesco a sentirti. Arriviamo subito da te. Il tempo di ripristinare l'audio. Andiamo a Rende c'è Rosalba Baldino, anche qui c'è grande attenzione. Potete immaginare quanti WhatsApp, messaggi, telefonati, mail sono arrivati in redazione, tutti vogliono sapere anticipazioni su quello che sarà il voto a Reggio, come dire, degli exit poll, proiezioni, perché gli exit poll insomma, non sono stati fatti per Rende. Rosalba. Sì, direttore, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, sia da parte mia che da parte di Mario Scarpelli. Noi siamo proprio dinanzi al comune di Rende, come vedete c'è abbastanza vento ad accompagnare questa giornata, che sarà una giornata frenetica. Siamo andati all'interno, all'ufficio elettorale, ma vi assicuro che si lavora alacremente. Ci hanno spiegato che molti funzionari hanno fatto mattina chiaramente per lo spoglio delle europee, adesso si era già alacremente al lavoro per lo spoglio che comincerà alle 14 delle amministrative. Insomma, c'era davvero un grande via vai, presidenti di seggio, ci si prepara con grande attesa alle 14 per lo spoglio. C'è un dato però che siamo in grado di fornirvi ed è il numero degli elettori, è un numero alto considerato la percentuale di votanti in Calabria, un numero alto a Rende, giustificato chiaramente dalle amministrative. Qui hanno votato 22.489 degli aventi diritto, pari al 72,61%, quindi poi nel prosieguo vedremo come queste persone hanno poi dato la loro preferenza ai 9 candidati a sindaco, perché lo ricordiamo, qui in 9 si contendono la poltrona di primo cittadino. Vi diciamo che abbiamo fatto un giro anche nelle segreterie dei candidati a sindaco e c'è anche lì molto fermento, si sta organizzando per la raccolta del dato elettorale. Proprio qui su via Rossini, vicino al municipio, c'è il punto raccolta del sindaco uscente Marcello Manna, che abbiamo incontrato. Fra poco insomma arriviamo anche da lui, ci faremo raccontare come appunto si sono organizzati per la raccolta del dato elettorale. Ancora su via Rossini abbiamo incontrato il candidato a sindaco De Rose, anche lì c'era molto fermento per la raccolta del dato elettorale, quindi faremo questo viaggio con loro, ma in tutti i punti raccolta voto di tutti e 9 i candidati a sindaco, quindi sarà un lungo pomeriggio da vivere insieme, soprattutto quando arriveranno i risultati. Per il momento di risultati, se li volete, direttore, abbiamo solo quelli che riguardano le europee. Ebbene, per le europee Rende conferma il trend calabrese, Movimento 5 Stelle al 30,86%, poi la Lega di Salvini 18,83%, il Partito Democratico 18,15%, Forza Italia 13,28%, Fratelli d'Italia il 6,7%, poi la sinistra 3,30%, più Europa, Italia in Comune il 2,96%, Popolo della Famiglia, Alternativa Popolare 1,87%, Verde Europa 1,72%, il Partito Comunista 1,11%, il Partito Animalista lo 0,84%, i Popolari per l'Italia lo 0,42%, il Partito Pirata lo 0,26%, Forza Nuova 0,18%, Casa Pound, Destre Unite 0,14%. Quindi questo è il quadro, ribadisco, per le europee. Ci sentiamo più tardi perché cominciamo questo viaggio all'interno delle segreterie dei candidati sindaco. Bene, buon lavoro. Noi andiamo a Vibo, dovrei adesso sentire Maurizio Bonanno. Proviamo se sentiamo. Mi sentite? Mi sentite? Perfettamente, perfettamente. Perfetto, allora la giornata è una splendida giornata di sole, ma
C'è vento, ora bisogna capire che questo vento che tira è un vento del cambiamento della conferma, al di là di ogni battuta. Il clima ancora è tranquillo perché come sempre prima delle 14 non inizia lo sfoglio, però già alcuni dati di riferimento sono importanti anche per capire il trend. Vibo Valentia. A Vibo Valentia la Lega diventa il primo partito, anche se di poche percentuali. Qui c'è stato un vero e proprio testa a testa tra Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, con una caduta del PD e una posizione significativa mediana dei Fratelli d'Italia. Se si dà una chiave di lettura del genere si scopre che il centrodestra è oltre il 56%. Questo significa che possiamo trasferire tutto questo anche per le comunali? No, perché la situazione nelle comunali è più complessa. 4 sono i candidati a sindaco, 16 le liste, quasi 400, oltre 450 i candidati a consigliere comunale, ma le combinazioni dei 4 candidati a sindaco sono un po' particolari. Maria Limerdo è certamente il candidato del centrodestra, ma attenzione, il simbolo della Lega non appare con Maria Limerdo, quindi bisogna capire se l'assenza di questo simbolo può creare una situazione come dire, di diminuzione del dato percentuale, anche se poi a sostegno di Maria Limerdo vi è una lista di ex PD che nella scorsa consigliatura facevano parte cioè del gruppo consigliare del PD e ora invece hanno appoggiato Maria Limerdo. Stefano Luciano, che ha la lista ufficiale del PD al suo fianco, ha anche un gruppo di liste civiche e una lista di sovranisti. Ora bisogna comprendere se questo gli ha garantito una tenuta rispetto alla caduta del PD. E poi bisogna comprendere se il candidato del Santoro abbiamo fatto candidato di fare contosi che ha dato intorno al 2%, che è la situazione a Vibo Valentia. Dunque ci pare di capire che Maria Limerdo devono una doppia lotta da fare, sicuramente contro i diretti avversari per lo scranno di Girazza, questo è il municipio che vediamo alle mie spalle dal quale noi siamo coinvolti, ma soprattutto una lotta interna per capire se è in grado di reggere questa ampia che il centrodestra ha registrato nella città di Vibo alle europee. Questa è una vittoria del primo turno, altrimenti cadrebbe la situazione spostandosi all'eventuale ballottaggio. Bene, grazie Maurizio, ci sentiamo tra un po', andiamo adesso invece a Corigliano Rossano, qui dopo la fusione c'è l'occasione per costruire questa città unica, dopo le parole i fatti, dopo una gestione commissariale che ha preparato il terreno, l'humus, adesso si va a costruire su questo humus quello che è il progetto unico di città, che significa in termini numerici e per numero di abitanti la terza città della Calabria. Gianluca, ti vedo già in postazione. Buon pomeriggio direttore. Immaginare che grande attesa si vive in questo momento, 77.000 abitanti per questa nuova città. Corigliano Rossano, 3 aspiranti candidato a sindaco e 600 aspiranti per il Consiglio Comunale. Grande attesa dicevamo, 14 iniziano le operazioni, già si respira l'atmosfera in città, tutti vogliono sapere. Lo studio che è stato approntato qui è perfetto, viene voglia di sedersi sulle comode poltrone, ma come sai a me piace girare molto. E allora sfrutteremo la nostra collaborazione con Giuseppe Greco, che è qui accanto a me, per andare ad ascoltare le sensazioni anche dei candidati della città per capire come vivono questo momento. C'è stata un'affluenza soddisfacente, 62% per quanto riguarda le comunali, 69% per le europee.
Era un'elezione importante, sentita, una campagna elettorale che i tre candidati hanno definito bella, questo è l'aggettivo che è stato usato da tutti quando hanno dovuto definire la campagna elettorale. Naturalmente si sono toccati i temi importanti della viabilità, la sanità, le questioni che riguardano la zona di Thurio. Adesso vedremo a chi toccherà poi dare concretezza a questi progetti per un territorio importante che è a metà strada fra lo sviluppo e il degrado. Dunque è un territorio che vuole rialzarsi, un territorio che dalla fusione, dall'unione vuole trovare una nuova forza per ripartire e dimostrare di essere una parte importante della Calabria. Bene, adesso allora vedo Giuseppe Greco accanto a te, cominciamo questo viaggio, sì. Sentiamo subito quali sono gli umori dei candidati a sindaco, magari andiamo a trovare nelle loro segreterie dove si apprestano a raccogliere i dati. Grazie, a tra poco. Massimo Clausi, il collega... Sì, abbiamo Montalto Uffugo, c'è la nostra Anna Franchino, si vota anche a Montalto Uffugo, è tutto pronto anche lì. Vedo se riesco a percepire bene da bassa frequenza il sindaco uscente Caracciolo. Anna. No, Anna, non riusciamo ad avere l'audio. Anna, non riusciamo... Fermiamoci un attimo, abbiamo un problema di audio, risolviamolo prima cortesemente e poi vediamo immediatamente di andare nella segreteria di uno dei tre candidati a sindaco nel comune di Montalto Uffugo. Anna, rimane in postazione. Allora il collega Massimo Clausi del Quotidiano della Calabria, il caporedattore. Allora Massimo, facciamo un piccolo flash, che cosa dicono, che cosa hanno detto queste elezioni europee in Calabria? In Calabria hanno detto che la Calabria è in controtendenza, mi pare, rispetto al dato che invece è venuto fuori, al dato nazionale, perché qui il Movimento 5 Stelle rimane ancora il primo partito, mentre, come sappiamo, a livello nazionale è molto crollato nei consensi. Evidentemente le cure di governo che i 5 Stelle hanno messo in campo hanno in qualche modo convinto i calabresi, e mi riferisco ovviamente sia ai sistemi di lotta alla povertà, al famoso reddito di cittadinanza, ma evidentemente anche rispetto al famoso decreto Calabria che deve risollevare le sorti della sanità calabrese e che in questo momento è in discussione proprio alla Camera la conversione del decreto. Evidentemente ha convinto, perché abbiamo un dato per quanto riguarda i 5 Stelle in controtendenza rispetto al resto del Paese. Abbiamo questo exploit incredibile della Lega. Volevo ricordare un dato, cioè che 5 anni fa alle scorse europee la Lega era allo 0,75, adesso sfonda il 20, quindi voglio dire una crescita davvero esponenziale. Tutti i partiti che fanno riferimento al centrodestra, ecco, messi insieme in Calabria arrivano oltre il 50%. Certo. Questo è un altro dato che dobbiamo sottolineare, che il centrodestra unito in Calabria praticamente non avrebbe vincerebbe a mani basse, anche perché il PD qui in Calabria fa registrare una crescita molto minore rispetto al resto del Paese, mi pare che sia fermo al 18%, quindi non c'è questo avvicinamento ai 5 Stelle, anzi il divario mi pare che sia rimasto immutato rispetto alle politiche. Bene, Francesco, rapidamente le prime pagine dei giornali, così vediamo come hanno focalizzato, come sintetizzato questo voto in Italia. Naturalmente allora, in onore di Massimo Clausi, naturalmente questa è l'apertura del Quotidiano del Sud, oggi in cui c'è anche questa bella foto di Mimmo Lucano con il padre. Ci vuoi dare il dato che riguarda Riace? Sì, vi do il dato di Riace, dove la Lega è il primo partito con quasi il 31%, quindi è una sorpresa questa sicuramente, quindi staremo a vedere, perché peraltro Salvini nella sua conferenza stampa di poco fa, una mezz'oretta fa, ha detto per l'appunto che vuole applicare il modello Riace, quindi non abbiamo ancora ben chiaro cosa significhi dalla sua bocca un messaggio simile. Tradotto però significa tutti a casa, questo ecco, significa. È abbastanza importante. Ma vi volevo dare anche un altro dato, che è quello di San Luca, che è
un altro insomma, comune importante in questo frangente per la sua diciamo, importanza implicita, dove simbolicamente c'erano due contendenti. 46,64% intanto i votanti, quindi meno della metà, ai noi. Poi è il PD il primo partito con il 26,59%, la Lega è il secondo con il 23,24% e poi via via Movimento 5 Stelle. Andiamo rapidamente con le prime pagine, Francesco. Allora, va bene, allora questo era il Quotidiano del Sud, poi noi stamattina già l'abbiamo mostrata, la Gazzetta non ha dubbi sul fatto che la Lega sia il primo partito anche in Calabria e che il PD sia davanti al Movimento 5 Stelle. Ma mi piace farvi vedere un po' di cose. Intanto Libero, che è quello che si è accaparrato la foto questa mattina, cioè solo lui in prima pagina. Questa era la foto. Salvini, eccolo qua. Somiglia un po' a quelle foto che scattano quando si vince c'è la vincita, un gratta e vinci. È vero. Un gratta e vinci dai tabaccai, c'è questo cartello qui vinti. Ci voleva la battuta. Quella no. Io sono curioso di sapere No, perché se Salvini... sui social è andata molto questa battuta. No, vorrei sapere se Salvini ha fatto la foto davvero dopo aver avuto i risultati o l'ha fatta prima, invece c'era ottimisticamente. Chissà, perché insomma è riuscito a metterla in prima per l'appunto oggi è Libero. Il Corriere della Sera che apre con la Lega vola e il PD che supera il Movimento 5 Stelle, poi ci sono le prime proiezioni che però poi si sono rivelate assolutamente veritiere. Repubblica con Ombre Nere, che è terribile questo titolo perché non lascio dubbi su come la pensa non Repubblica, su dove stia andando l'Italia politicamente. Il Fatto Quotidiano è un pochino più composito, fa vedere i personaggi e mette queste foto in relazione al loro peso politico, quindi guardate per esempio la differenza tra Salvini e Di Maio, tra Salvini e Berlusconi. Ecco, quindi ogni foto è proporzionale al peso politico. È una bella scelta grafica questa. Assolutamente sì, devo dire molto originale anche, quindi però rende subito l'idea di quali sono le forze politiche in campo con queste europee. La Stampa che naturalmente parla, eccolo qui anche la Stampa di ribaltone, Lega boom e crollo Movimento 5 Stelle, ci sono due foto diverse, anche un Luigi Di Maio abbastanza provato che sembra quasi nascondersi dietro le urne, credo che sia stato fotografato proprio mentre stava votando. Il Foglio che ha questa sorta di rivincita, c'è una vignetta quasi, insomma, c'è Salvini che parla con il Rosario e quasi lo minaccia: se non mi rendi amato, dice, rivelo a tutti che sei Don Rodrigo. Quindi è una battutaccia, insomma, e poi bacioni ai barbari europei è il titolo che è stato scelto dal Foglio. E ancora, poi il Manifesto, amen, insomma, il Manifesto lo sappiamo com'è, forse è l'ultimo quotidiano comunista che ormai è rimasto. Le più belle prime pagine, insomma. Più bei titoli sicuramente. Assolutamente sì, e anche in questo caso, insomma, l'ha data, insomma, come è fatta, definitiva, conclusa, amen, insomma. Non c'è altro da dire, no, io penso che volesse giocare sul fatto che lui bacia il Rosario, ha fatto anche l'ultima sua... il comizio a Milano ha concluso baciando il Rosario dopo le polemiche avute col Papa, c'è stato uno scambio di battute. Vabbè, andiamo avanti. Allora, il Giornale non ha dubbi, dice terremoto elezioni, governo addio, anche se Salvini ha appena detto che invece questa ipotesi non sarebbe sul tavolo. Credo che questo del Giornale sia un titolo che auspica questo arrivederci e grazie, insomma. Possiamo commentare puoi commentare, dimmi Massimo. No, io ovviamente prima di dire l'addio al governo ce ne corre, però ieri ho sentito le dichiarazioni a caldo di Salvini che ha detto no, noi rimaniamo qua, però ha aggiunto un però molto pesante, no? Dobbiamo fare tutta una serie di cose, riferendosi per esempio alle grandi opere, alla TAV piuttosto che alla Pedemontana del Veneto. Sì, adesso l'agenda l'ha detta lui, scusami. Adesso l'agenda l'ha detta lui e non so se i 5 Stelle fino a che punto sono disposti ad accettare alcune cose. Vi chiedo scusa un attimo, proviamo il collegamento con Anna, vediamo se ci riusciamo, ritentiamoci Anna, siamo in diretta quindi va bene tutto. Vai Anna. Sì, allora siamo qui, con il sindaco. No, non abbiamo ritorno in studio, non riusciamo a sentirti. Allora, o provvedete in qualche modo ad avere un audio perfetto o dobbiamo utilizzare, come dire, la scelta B, il piano B, perché noi quando prepariamo queste dirette abbiamo un piano A e poi abbiamo un piano B per ogni collegamento, sapete, sì, ci si muove in diretta, ci si muove
attraverso sistemi moderni della comunicazione, quindi basta un piccolo inconveniente, allora c'è qualche problema. Noi abbiamo il piano B perché come struttura ci siamo attrezzati anche in questo. Vogliamo andare avanti, Francesco, rapidamente? Sì, volevo farvi vedere La Verità, il giornale di Belpietro, che punta, è l'unico che porta anche Marine Le Pen in prima quest'oggi, addirittura pare abbia detto per il suo successo in Francia che bisognerebbe sciogliere il Parlamento. Se volete abbiamo anche i quotidiani internazionali, quindi vi faccio vedere per esempio oggi che Le Figaro effettivamente parla di questo duello ormai tra Macron e Marine Le Pen, quindi c'è questa ascesa in Francia della Le Pen, così come in Italia di Salvini. Mi fai vedere il País, per favore, se ce l'hai? Assolutamente sì, abbiamo anche gli spagnoli, ecco qui, parlano del Partito Socialista che naturalmente si è imposto alle elezioni in Spagna, la stessa pagina, più o meno la stessa notizia è anche sul El Mundo che parla di Sanchez naturalmente, e poi abbiamo anche, credo, le Independent, eccolo qua, sì, il Times, qui, scusate, il Times che celebra Farage, che è tornato in auge assolutamente, non riescono a mettersi d'accordo sulla Brexit, ma lui è è stato pro premiato Brexit. di nuovo. Lui è pro Brexit. Appunto, è stato premiato di nuovo lui, però il governo non riesce a farla poi questa Brexit in realtà, e anche The Independent parla della crisi dei laburisti e dei Tories, eccolo qua, dei conservatori. Insomma. Molto bella questa fotografia. Sì, c'è proprio la battaglia. Sì, sì. Di sumo. Francesco, preparati perché poi voglio avere i dati per quanto riguarda la Calabria, il voto delle europee. Li cerchiamo subito. Massimo, prima dello spazio pubblicitario, è chiaro che queste elezioni regionali e queste elezioni europee possono in qualche modo tornare utili ai partiti per progettare le regionali che ci saranno da qui a qualche mese. Non so se effettivamente torneranno utili o meno, se si possono azzardare delle proiezioni in chiave locale. Però l'indicazione c'è, l'indicazione di partito c'è, l'indicazione di area c'è, l'elettorato manda dei segnali, come avviene sempre quando c'è una competizione elettorale. Ora bisogna fare la dovuta analisi, perché non tutto può essere preso per buono, perché poi sappiamo, per esempio, nelle scorse regionali il Movimento 5 Stelle ebbe un risultato importante in ambito nazionale, poi però in Calabria non riuscì a portare a casa neanche un seggio. Ecco, è interessante vedere se è cambiato il clima, se il vento è cambiato, se questo voto europeo possa in qualche modo coinvolgere anche le amministrazioni locali, che da qui a poco sapremo che conformazione avranno, e se in chiave regionale possono avere un peso. Ma allora, su questo penso due cose. La prima cosa riguarda l'estrema volatilità dell'elettore italiano. No? Noi eravamo abituati nella Prima Repubblica a dati più o meno fissi che si spostavano di qualche punto percentuale, invece in questa fase politica abbiamo partiti che fanno il botto e poi crollano, penso a Renzi, no? Al PD di Renzi aveva preso il 41% alle ultime europee e poi insomma ha avuto la parabola che ha avuto, quindi insomma diciamo che c'è un elettorato molto volatile. E la seconda riflessione da fare riguarda la natura di queste europee, nel senso che in Calabria noi siamo terzultimi in Italia per affluenza alle urne, quindi l'Europa sembra lontana, sì, dall'altra faccia della luna, per citare Lucio Dalla, non era molto interessato. Dopodiché dobbiamo aggiungere anche un altro elemento, che il voto europeo è un voto molto politico, perché essendo la circoscrizione così enorme, la circoscrizione sud comprende Campania, eccetera, eccetera, allora è chiaro che il voto indirizzato verso appunto più politicamente, mentre invece sulle elezioni amministrative, come le regionali, sicuramente conterà anche la discesa in campo di candidati. Fatto questo quadro e questa grande premessa generale, dobbiamo dire che sicuramente le indicazioni ci sono state. Una l'abbiamo detta poco fa, e cioè che il centrodestra in Calabria sembra avere una maggioranza schiacciante. Oltre il 50%. Oltre il 50%, esatto.
e quindi questo potrebbe essere di buon auspicio per il centrodestra se si presenterà compatto. I giochi però ancora non sono fatti, quindi insomma questo è tutto da vedere. Adesso mando la pubblicità perché Carmela mi sta sul collo, praticamente sai queste cose che stai sempre sul collo e quindi dobbiamo mandare la pubblicità. Mandiamo la pubblicità e ci vediamo tra poco.